Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Vittoria è un giallo, il sequestro del 17enne tenuto in ostaggio per 24 ore e poi liberato. Si tende ad escludere la pista del riscatto, ma tutte le ipotesi restano aperte. La procura di Ragusa continua ad indagare. Corruzione, blitz negli uffici dell'ASP di Palermo, arrestati in flagranza il dirigente Francesco Cerrito e un commercialista. A Catania, torta di compleanno con il volto di Trantino infilzato da una sciabola, il video sui social e poi rimosso. Individuati i responsabili, sindaco, stupida bravata. Maltempo in tutta la Sicilia, a Palermo cadono calcinacci alla chiesa di Santa Ninfa e feriscono una turista, allagamenti e disagi. Caltanissetta accoltella il marito e finge di essere stata aggredita da lui, arrestata. Tra Ribera e Caltalbellotta nell'Agrigentino nasce il Giardino della Pace, un luogo di grande bellezza che invita alla riflessione e al dialogo tra culture. Calcio, il Palermo al Manuzzi contro il Cesena va in cerca di 3 punti per mantenere la vetta della classifica, fischio d'inizio alle 15. Serie C, Catania pronto alla seconda trasferta consecutiva. Domani i rossazzurri a Cerignola per tornare alla vittoria che manca da 3 turni. Impegni delicati anche per Siracusa e Trapani. Bentrovati. In apertura il mistero del sequestro lampo del giovane di Vittoria. Il ragazzo dice di essere stato liberato e si è presentato in commissariato. È stato sentito per diverse ore dagli inquirenti. Le indagini proseguono, ma per le ultime notizie ci colleghiamo con Eva Spampinato che ha seguito la conferenza stampa della Procura di Ragusa che sta indagando sul caso. A te, Eva. Sì, Adelaide, come dicevi tu, ci sono ancora tante ombre sul sequestro lampo o presunto sequestro del 17enne di Vittoria che la sera di giovedì è stato prelevato da 4 uomini mentre si trovava in compagnia di 3 amici in un rione residenziale di Vittoria. Il ragazzo sta bene, si è presentato spontaneamente ieri sera in questura a Vittoria accompagnato da un amico che lo ha trovato per strada mentre vagava per strada. Il ragazzo ha detto di non aver subito violenza, di essere stato trattato bene, ma i contorni della vicenda non sono stati ben delineati o chiariti dagli inquirenti. Oggi in procura qui a Ragusa il procuratore del Palazzo di Giustizia, il procuratore Francesco Puleo, ha voluto convocare una conferenza stampa proprio perché il caso ha destato molto scalpore e preoccupazione all'interno dell'intero territorio. Quello che ha detto è che proseguono le indagini a 360 gradi, non si esclude nessuna pista anche se si smonta l'ipotesi del sequestro per estorsione. Vediamo questo primo contributo con l'intervista appunto al procuratore Puleio. Noi non abbiamo allo stato elementi per poter dire che ci sia stata una finalità di estorsione perché non ci risulta da nessun atto processuale. Se dovesse emergere questo dato, il processo sarà di competenza della Procura distrettuale di Catania. Ecco, come abbiamo sentito in qualche modo si smonta l'ipotesi del sequestro per estorsione anche se non viene esclusa nessuna pista. I beni della famiglia non sono stati sequestrati come inizialmente si era diffuso la notizia ieri, sono sempre rimasti in possesso appunto della proprietà. Le telecamere della zona hanno confermato gli inquirenti del rione Forcone, hanno ripreso tutti i momenti della vicenda appunto del sequestro quando il ragazzo è salito a bordo dell'auto, e poi erano 2 le auto che sono fuggite via. A chiamare gli investigatori, ad allertare le forze dell'ordine è stato uno dei 3 amici che era appunto in compagnia del 17enne, mentre il ragazzo che ha accompagnato il 17enne in questura a Vittoria e un altro amico ancora non si trovava con loro. Ma sentiamo le parole del questore. Noi possiamo soltanto dire che le indagini non si chiudono qua, continuano con lo stesso impegno, abbiamo delle eccellenze nel campo investigativo, la Polizia di Stato in questa provincia, quindi confidiamo nella professionalità e nell'impegno negli sforzi che verranno fatti che
ci auguriamo che portino a una chiarificazione della vicenda. Ecco, come ha detto il questore Marco Giambra, si continua ad indagare e sicuramente si indaga a 360 gradi sia nella vita e nelle frequentazioni del giovane che è stato sequestrato o che non ha più dato traccia di lui a seguito appunto di questa vicenda, che della famiglia. Quindi per il momento da Ragusa è tutto, torno la linea allo studio. Grazie Eva, continueremo ovviamente a occuparci di questo caso. Adesso andiamo a Palermo. Un commercialista dell'associazione Samot che presta cure domiciliari ai malati di tumore e un dirigente dell'azienda sanitaria di Palermo sono stati arrestati dalla squadra mobile mentre si scambiavano del denaro negli uffici dell'ASP. Sentiamo Manlio Viola. Corruzione in pratica sanitaria. Con questa accusa sono stati arrestati in flagranza di reato il direttore del Dipartimento Attività Sanitarie e Territoriali dell'ASP 6 di Palermo, Francesco Cerrito, e il commercialista Mario Lupo, rappresentante della Samot, associazione che gestisce le cure domiciliari per i malati terminali di tumore. L'arresto in flagranza è stato effettuato negli uffici dell'ASP di Palermo nel pomeriggio di venerdì ad opera di agenti della squadra mobile che tenevano sotto osservazione uno dei due indagati. L'operazione è scattata quando i poliziotti hanno assistito alla consegna di quella che hanno ritenuto fosse una mazzetta. Sull'inchiesta verte il massimo riservo. A condurre l'indagine sarebbe la squadra mobile sotto il coordinamento del sostituto procuratore Massimo Brandini. Nell'inchiesta sembra siano coinvolte anche altre persone, forse 6. I dettagli non vengono resi noti anche per effetto delle nuove disposizioni di legge in base alle quali prima della formalizzazione delle contestazioni d'accusa gli indagati devono essere ascoltati dal pubblico ministero. I due fermati in flagranza di reato sono stati trasferiti nel carcere di Pagliarelli, dove resteranno in attesa dell'interrogatorio da parte del PM e della successiva formulazione del capo d'accusa. Solo allora si potrà conoscere qualcosa in più dell'inchiesta, in attesa del successivo interrogatorio di garanzia da parte stavolta del giudice per le indagini preliminari, che dovrà convalidare gli arresti. In base alle poche notizie filtrate, Lupo stava consegnando una somma di denaro a Cerrito nel suo ufficio dell'ASP al momento del fermo. E adesso a Catania, torta di compleanno con il volto di Trantino infilzato da una sciabola. Il video, circolato per un po' sui social, è stato fatto rimuovere. Adesso però sono stati individuati i responsabili. Il sindaco parla di stupida bravata messa in atto da gente già squalificata. Tonino De Mana. Sindaco, una sciabola sul suo volto, per fortuna sulla torta, però è comunque un gesto inquietante. Beh, io la vorrei derubricare come una stupida bravata, potrebbe essere anche uno spot sugli effetti dissociativi della cocaina, perché si capisce che queste persone non erano in sé, quindi che poi loro pensano di fare una cosa carina, una cosa simpatica, prendendo a colpi di coltello una torta in cui c'è il volto del sindaco, la considero veramente sconsiderato. Ma in ogni caso non è che mi preoccupi. So chi sono questi soggetti che in passato hanno provato a far parlare di sé pubblicando video in cui sniffavano cocaina durante il Covid come antidoto al virus, quindi è gente già squalificata, gente radiata dall'albo perché ahimè era mio collega quello col coltello in mano, però quello che mi fa piacere è registrare l'amicizia, la vicinanza, la solidarietà di tutta la parte sana della città, e questo è quello che conta. Purtroppo questa è l'altra faccia dei social, quella negativa. Sì, però guardiamola anche in altro senso, si sfogano in questo modo, tant'è che poi non ci sono degli elementi di preoccupazione rispetto alla vita normale, alla vita reale, perché oramai si sta creando questa dicotomia fra vita reale e vita sui social, quindi se serve a cercare un poco di popolarità attraverso qualche like in più, che lo facciano pure. Restiamo a Catania, servono più uomini e mezzi per una città più sicura. Il presidente di Apetnea, Cannizzo, sollecita maggiori controlli e dice la sicurezza nel campo del turismo non è un lusso. Tonino De Mana ancora.
Servono più uomini, servono più mezzi, serve un'attenzione H24. Il presidente di Abetnea, Franz Cannizzo, si rivolge al prefetto di Catania, Signoriello, auspicando maggiori controlli in nome per conto della sicurezza alla luce di un'estate macchiata da troppo sangue. 2 morti evitabili, uno ad Ognina, l'altro in Corso Sicilia, per mano di abusivi, hanno indignato l'opinione pubblica, danneggiando l'immagine di Catania e naturalmente il turismo a pagare il prezzo più salato. La sicurezza nel turismo non è un lusso, è una condizione necessaria affinché questa città possa essere vivibile con una buona reputazione e con i turisti che rimangono più tempo. Il turista che percezione ha di sicurezza di Catania? Iniziano a farsi dei pregiudizi, per cui si consigliano prima di partire. Ci hanno chiesto anche, ad esempio, se è vero che alcune zone durante il giorno, durante la notte possono essere pericolose o critiche. Noi cerchiamo naturalmente di smorzare i toni, paragonando un po' a tutte le problematiche che possono esserci in tutte le altre città del mondo. Abtenea, che rappresenta il mondo ricettivo extra alberghiero, sa cosa significa l'opinione del turista e basta poco per vanificare i tanti sforzi di questi anni. Noi dobbiamo lavorare per la nostra città affinché rimanga competitiva come lo è divenuta negli ultimi anni. C'è il rischio che il turista, una volta venuto a Catania, non venga per fatti in cui rimane coinvolto? Assolutamente sì, noi dobbiamo stare attenti a questo, perché il turista che è succube di un fatto, di un avvenimento, naturalmente tornato o in tempo reale, addirittura oggi, inizia a diffondere delle voci che naturalmente colpiscono la nostra reputazione. Adesso il maltempo per le piogge abbondanti che sono cadute in città. È crollata parte del cornicione della chiesa di Santa Ninfa e una donna, una turista, è rimasta ferita. E poi ancora strade allagate e disagi per gli automobilisti. Marco Gullà. Temporali, allagamenti e disagi, il maltempo avvolge la Sicilia, in particolare Palermo. Si è rischiata anche la tragedia ieri sera a causa della caduta di calcinacci in via Macheda. Si è staccata una parte del cornicione della chiesa di Santa Ninfa dei Crociferi. I calcinacci caduti per strada hanno ferito una turista di 62 anni, trasportata all'ospedale policlinico dai sanitari del 118. Il crollo è avvenuto sotto gli occhi di decine di turisti che in quel momento si trovavano lungo la zona pedonale. E poi allagamenti in diverse zone del capoluogo. Qui siamo nella zona del porto, poi via Messina Marine, strade che diventano fiumi praticamente impercorribili. Disagi per gli automobilisti rimasti in panne anche per diverse ore. Un forte acquazzone ha investito anche Agrigento, poi pioggia ma non intensa a Catania. Maltempo che perdurerà per tutta la giornata di oggi con allerta gialla in diverse fasce dell'isola. Da domani la pioggia interesserà principalmente la zona orientale. Le temperature saranno prettamente autunnali, ormai titoli di coda per l'estate. A Caltanissetta i carabinieri hanno arrestato una donna di 61 anni che aveva finto di essere stata aggredita dal marito. In realtà a ferirlo con un coltello era stata proprio lei. Il servizio di Rita Cinardi. Aveva fatto accorrere i carabinieri fingendosi agitata e vittima di un'aggressione da parte del marito, ma alla fine ad aggredire era stata lei con tanto di coltello, l'uomo che nel frattempo si era fatto medicare in ospedale. Protagonista della vicenda, una donna nissena di 61 anni arrestata per il reato di maltrattamenti e condotta in carcere. A quanto pare non era nemmeno la prima volta che umiliava e aggrediva il marito. Quando i carabinieri sono giunti nell'abitazione della donna hanno notato delle tracce di sangue tra l'ingresso e la cucina, ma la 61enne non aveva alcuna ferita sul corpo. Il sangue infatti era quello dell'uomo colpito con un coltello da cucina da 32 cm, arma che la donna si era premurata di nascondere sotto il letto. Nel frattempo i carabinieri hanno anche visionato le immagini del sistema di videosorveglianza che confermavano un quadro che si delineava sempre più chiaro. Dapprima la donna avrebbe insultato il marito anche in presenza del figlio, a sua volta destinatario di offese e percosse, per poi finire per prendere il coltello e avventarsi su di lui. Dalle indagini è emerso che l'uomo, vittima di violenze psicologiche e fisiche mai denunciate, qualche mese prima aveva subito lo stesso tipo di aggressione. Antonello Montante torna in libertà. 2 settimane dall'arresto dell'ex leader di Confindustria Sicilia, la Cassazione ha accolto il ricorso del legale disponendone la scarcerazione dal carcere di Bollate. Montante, condannato in via definitiva a 4 anni e 5 mesi per corruzione, si era costituito a inizio settembre. La Procura Generale di Caltanissetta aveva messo in esecuzione la sentenza di arresto senza attendere però il ricalcolo della pena disposto dalla Corte di Cassazione. Ora un nuovo processo a Caltanissetta dovrà stabilire
scoprire la pena che Montante dovrà ancora scontare. Adesso una breve pausa, a tra poco. Oggi si celebra la giornata mondiale del turismo, visto anche in chiave di sviluppo sostenibile, ma c'è un turismo definito tale che non si vorrebbe raccontare ed è quello dei viaggi sessuali con vittime minori e bambini. Un dato purtroppo con numeri pesanti e sempre in aumento, ma da Palermo arriva un forte appello. Orazio Longo. Partiamo dal nome delle cose, turismo sessuale, due termini che sembrano essere proprio in contrapposizione. Se poi a questi due termini aggiungiamo anche infantile, minorile, allora diventa chiaro che di orrore stiamo parlando, non di turismo. Un orrore che però corre sotto traccia, nel silenzio di tanti. I dati dell'Organizzazione Mondiale del Turismo registrano un flusso di 3 milioni di persone all'anno che viaggiano diretti verso i figli della guerra e della miseria, abusando dell'umano, sfruttando la povertà economica e sociale. Gli italiani sono tra i primi al mondo a partire con la finalità dell'abuso sessuale minorile, come spiega Mete Associazione. Tutto questo è inaccettabile, tutto questo è pedofilia tollerata. Iniziamo con le organizzazioni che presiede un impegno fittissimo a livello nazionale e internazionale chiedendo collaborazione non semplice, perché quando ci troviamo di fronte a dei business molto ma molto forti le collaborazioni vengono meno. Il business dei viaggi sessuali minorili è il terzo nel mondo dopo quello delle armi e della droga. L'abuso inizia da bambini con età sin dai 5 anni. Esistono agenzie di viaggio specializzate in questo tipo di organizzazione e tra i clienti sono in crescita pure le donne. Il dato parla di 2 su 10. Partire per abusare i bambini è un crimine contro l'umanità. La definizione turismo sessuale noi la contestiamo. Il turismo è un fatto bello, non lo si può associare agli abusi sessuali. In provincia di Agrigento, tra Ribera e Caltabellotta, nasce un luogo di riconciliazione e rinascita molto suggestivo. Si chiama il Giardino della Pace d'Europa. È stato inserito nel dossier di Agrigento, capitale italiana della cultura. Sentiamo Davide Sardo. È un sogno che diventa realtà, un simbolo di bellezza e rinascita. Tra Ribera e Caltabellotta, nell'Agrigentino, al belvedere del castello di Poggiodiana, è nato il Giardino della Pace. Un luogo suggestivo, sospeso tra storia e natura, che si affaccia sulla vallata del Verdura e invita alla riflessione e al dialogo. Un progetto europeo inserito nel dossier di Agrigento Capitale della Cultura 2025, frutto della collaborazione tra giovani architetti e studenti siciliani e un gruppo di garden designer francesi di fama internazionale. In questo modo i ragazzi hanno avuto occasione di sperimentare sul campo il valore di un sito, la sua bellezza, il suo spazio, le possibilità di uso ed anche imparare a realizzare concretamente quello che solitamente progettiamo in aula. 3 piattaforme in legno di abete si affacciano sulla vallata, un invito a fermarsi, pensare, respirare. Parliamo della pace, parliamo di un luogo di riflessione, di rigenerazione per certi aspetti e quindi in questo momento che siamo tutti alla disperata ricerca di una pace che speriamo sopraggiunga quanto prima per tutti i teatri di guerra che abbiamo attivi. Oggi quel linguaggio parla anche siciliano, tra i colori, i profumi e la luce di Ribera prende forma un messaggio di fratellanza e speranza destinato a durare nel tempo e a far innamorare i visitatori di ogni parte del mondo. Ed oggi a Telecolor torna in diretta la trasmissione Il Punto di Luca Ciliberti che ci ha raggiunto in studio. Luca, ci dai delle anticipazioni? Ciao Adelaide, buongiorno. Oggi ritorna Il Punto in una versione un po' rivisitata. Oggi parleremo di 2 grandi temi. Uno è il conflitto in Medio Oriente tra Israele e Gaza, insomma gli attacchi a Gaza, visti però dalla latitudine siciliana. Insomma, cosa comporta, com'è la Sicilia in questa geopolitica, come si posiziona, cosa c'è e cosa ci interessa. Ci sarà un dibattito intenso, ci saranno anche rappresentanti della comunità ebraica che è una voce diciamo fuori dal coro in qualche modo rispetto a quello che sentiamo. Poi parleremo di sicurezza, sicurezza nelle grandi città della Sicilia, nelle grandi aree della Sicilia. L'ultimo sequestro è testimonianza, diciamo, di quello che sta succedendo, ma poi la violenza in città, Catania, Palermo, insomma ne parleremo. C'è un reportage che abbiamo realizzato, uno speciale a San Berillo per vedere
si vive nel centro storico. E poi abbiamo anche un'opinione importante, un direttore, un giornalista, un intellettuale che aprirà i temi della nostra trasmissione. Oggi ci sarà con noi il direttore della Sicilia, Antonello Piraro. Quindi insomma, puntata da seguire. Molto interessante, tantissimi contenuti, quindi l'appuntamento è subito dopo questo nostro telegiornale. Adesso una brevissima pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio, partiamo dalla Serie B, pomeriggio per cuori forti al Manuzzi per la sfida al vertice tra Cesena e Palermo, in palio la vetta solitaria del torneo cadetto. Inzaghi perde Ranocchia ma il tecnico è comunque fiducioso, dice faremo una grande partita. Marco Gullà. Scontro al vertice è quello in programma oggi pomeriggio al Manuzzi tra Cesena e Palermo, entrambe prime in classifica, 10 punti, il match di oggi può già regalare le ali a chi vince. Il Palermo, archiviata l'eliminazione dalla Coppa Italia, vuole proseguire la sua marcia in campionato, finora 3 vittorie e un pareggio e un solo gol subito, numeri importanti. Partita bella, tosta, andiamo su un campo complicato, ma insomma, siamo consci delle nostre forze, insomma, non mi sorprende vedere il Cesena in quella posizione. Secondo me ha fatto una squadra molto intelligente, sono stati bravi, hanno un ottimo allenatore, sicuramente uno dei migliori per la categoria, per cui però sappiamo della nostra forza e cercheremo di andare a fare come sempre una grande partita. Out Ranocchia ne avrà per circa 20 giorni, spazio probabilmente a Gomez assieme a Segre nella fascia centrale del campo. Brunori e Palumbo scalpitano per una maglia da titolare, poi Giampaolo, dopo aver riposato in Coppa, si riprende il posto. Una partita dura, ma sai, in Serie B sono tutte difficili. Noi dobbiamo andare consci della nostra forza, veniamo da 2 grandi vittorie, dobbiamo dare continuità di risultato. Abbiamo una rosa all'altezza, per cui ci vorrà chiaramente, come sempre in Serie B, per vincere ci vorrà la miglior Palermo possibile. Al Manuzzi oltre 1300 tifosi rosanero presenti, sarà esodo. Vigilia di Cerignola a Catania è la seconda trasferta consecutiva per i rossazzurri che cercano il ritorno ai 3 punti dopo 3 gare senza vittoria. In attesa delle parole di Toscano sembra che il tecnico possa riproporre dal primo minuto Donnarumma. Sentiamo Francesco Triolo. Cercasi Catania 1.0, quello delle prime 3 giornate, quello della difesa ermetica e della capacità di affondare i colpi contro gli avversari, sprazzi di quel Catania brillante, tambureggiante che non concede respiro. Si sono visti a Trapani mercoledì nel primo derby siciliano in cui i rossazzurri hanno costruito tanto e sprecato altrettanto. Domani la seconda trasferta consecutiva in 4 giorni porterà i ragazzi di Mimmo Toscano ad affrontare quel Cerignola, reduce dall'impresa in rimonta in casa della capolista salernitana. L'infrasettimanale ha consegnato al tecnico spunti importanti, soprattutto sullo stato di forma di alcuni giocatori, e Toscano potrebbe anche tenerne conto nel definire l'11 titolare per la gara di domani. Lunetta dovrebbe essere confermato tra i titolari con Cicerelli, ma non è escluso che possa fare coppia sulla 3/4 con Stoppa. In mezzo l'idea di partenza è quella di Corbari e di Tacchio insieme dal via, ma Quaini resta un'alternativa concreta. Per il resto dovrebbe tornare Donnarumma dal primo minuto sulla corsia di sinistra, da valutare il possibile ritorno tra i convocati di Caturano. Attenzione al Cerignola, la squadra pugliese già lo scorso anno ha sorpreso tutti assestandosi nelle zone altissime della classifica, in vetta ad un certo punto, e quest'anno, persi alcuni giocatori chiave del valore di Capomaggio e Salvemini, ha puntellato il gruppo con elementi come Emmausso, un ex, e Cretella, ex Messina, che lo scorso anno ha conquistato la Serie B con il Padova. Respinto il ricorso sulla penalizzazione di 8 punti, il Trapani gioca domani contro la vice capolista Benevento, il Siracusa invece ospita al De Simone il Cosenza. Sergio Colosi. Il collegio di garanzia del CONI ha respinto il ricorso del Trapani sulla penalizzazione di 8 punti. Il club granata chiedeva l'azzeramento o almeno la riduzione. I giudici invece hanno confermato la sentenza di primo grado e quella di appello. Penalizzazione relativa alla vicenda dei crediti d'imposta, con le conseguenti inibizioni del presidente Antonini e del segretario Giacalone. Il Trapani, con 12 punti conquistati in 6 giornate e una media di 2 a partita, rimane in zona play-out, ma sembra destinato
avvicinato alla parte alta della classifica. A Benevento contro la vice capolista la squadra di Aronica porta imbattibilità, la migliore difesa del girone con 3 gol subiti e il secondo attacco con 12 reti all'attivo. Numeri da primato, anche se la trasferta con i campani è tra le più difficili del torneo, complici le assenze di Giron, Vasquez, Negro, Nicoli e La Sorsa, non al meglio Salines, Carriero e Pirrello. Avversario complicato anche per il Siracusa, che ospita il De Simone e il Cosenza in serie utile in perfetta media inglese da 4 turni. Azzurri in cerca di conferme dopo il successo contro il Potenza. In attacco spazio a Capanni, anche per le non perfette condizioni fisiche di Contini. In difesa per fare coppia con Pacciardi, ballottaggio Sciapola-Bonacchi. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio.